Io vorrei soltanto far presente che domenica scorsa ho passato tutta domenica in un luogo protetto a registrare un'audizione del pentito Carmine Schiavone. Ne ho fatto una videoregistrazione che sto consegnando ai magistrati e il leitmotiv che dice questo signore... Spieghiamo che Carmine Schiavone è il pentito dalla quale è partita tutta la grande inchiesta su Terra dei Fuochi, rifiuti tossici. Sono abituato a spiegare per far capire a chi mi ascolta. Ma sta polemico stamattina? Sì, sono polemico, perché questo immaginare Di Pietro adesso attacca Berlusconi. Io ho un programma politico come Italia dei Valori che intendo portare avanti e su questa questione, anche come meridionale, non mi sta bene. Al sud sono tutti dei sporcaccioni, al nord sono tutti belli puliti e ordinati. Allora io invito a andare a rivedere cosa ha dichiarato quel pentito di camorra, anzi di mafia, perché lui si offende se dice di camorra, che è un imprenditore legato alla Cosa Nostra che si era strutturato in territorio campano e che aveva ricevuto l'incarico di riempire la terza corsia e tanti altri buchi di materiali tossici anche nucleari. Ebbene, la cosa più simpatica, tra virgolette, drammatica, è che per riempirli faceva una gara dal nord a portarli al sud. Faceva una gara dall'estero a portarli in Italia. Dalla Germania. Faceva una gara. Primo. Secondo, io ho fatto un'inchiesta che si chiama Mani Pulite. Nell'inchiesta Mani Pulite, ancora adesso, io quando vado in giro, sento i tedeschi, sento i belgi, il Lussemburgo, l'Irlanda, venirci a dire, la Svizzera, venirci a dire, Bahamas, voi in Italia pagate le mazzette. Io, in ogni inchiesta che ho fatto, quando questi signori sono venuti in Italia, sono stati più italiani degli italiani a pagare mazzette. Anzi, ne davano pure qualcosa di più. Ecco. Allora, che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che dove dobbiamo intervenire è in un sistema più globale, in modo che evitiamo che i furbi mangiano, distruggano la disperazione. Perché lì c'è due cose. Una cosa che ha detto lui, Crosetto, io devo ancora capire un giorno quando andremo in pensione tutti e due perché siamo in fronti opposti, tanto per capirci. Siete d'accordo su tutto? Ma pure Crosetto non gli è chiarissimo perché si è trovato su quel fronte lì. Ma cara, adesso sta ragionando. Non sai come state parlando, io sono tranquillo e sereno. Infatti, io devo ancora capire perché siamo in fronte opposti. Allora, stabilito questo, io dico che la verità è che c'è da una parte una classe politica che non fa il proprio dovere, dall'altra parte però ci sono una serie di furbi e furbastri che fanno fuori casa tutte le monnezze e le sporcizie che poi dentro casa fanno vedere che sono limpidi e puliti. Io faccio solo un esempio. Grandi Stati Uniti, grandi Inghilterra, Francia, eccetera. Mi spiegate perché non fate una convenzione internazionale che prevedete un embargo economico, finanziario e istituzionale con quei paesi a società offshore, a legislazione offshore, che esistono a fare la legislazione delle Bahamas. Esiste un paese che si chiama Liechtenstein, che ha una capitale che si chiama Vaduz, dove ci sono 905 residenti e 1050 banche. Quello è che cos'è? È un posto per andare a fare fuori casa tutte le monnezze che puoi fare in casa. E poi ti trovi che la Romana Armellini, come si chiama qui, 1350 case che abita a Monaco e che quindi non paga le tasse. Allora questa furbata noi la possiamo risolvere, la dobbiamo risolvere intervenendo sia a livello nazionale che internazionale. Siccome non voglio scappare dalla sua domanda che lei ha fatto, siccome non voglio scappare no, però io devo andare in pubblicità perché lei giustamente ha voluto fare la sua ma io invito ragionamento, io invito a sentire, io l'ho registrato, ho chiesto l'autorizzazione al giudice di poter rendere noto ciò che mi ha detto a me, io l'ho interrogato come se fosse stato PM per 3 ore e mezzo. Interessante, Di Pietro, cioè lei ha interrogato... Io sono andato in questo posto dove c'è questo soggetto protetto. Quindi in un carcere mi sono messo con il mio computer davanti e l'ho interrogato per 4 ore e mezza. C'era anche l'avvocato? E l'ho verbalizzato. Eravate voi due da soli? C'era una telecamera, certo. Ma lei come ha fatto a fare questa cosa? In qualità cosa? di cosa? In qualità di ex deputato? No, in qualità di cittadino in relazione al fatto che questo signore ha detto... Ma quale...
Non esiste la qualità, quello può parlare con me perché sta in casa, non è in un luogo protetto. No, ma è libero. Ha accettato di incontrarla lui. Ecco, e mi sono fatto raccontare, immagino. ho detto, tu mi devi raccontare nel territorio che a me interessa, che ci hai messo lì sotto, con chi l'hai fatto e dove l'hai preso. E a chi consegnerà questa registrazione adesso? L'ha già mandata, ha già detto che Però la vuole vuole rendere pubblica, se ho capito bene. Ne potremmo anche usare noi, per esempio, uno certo. stralcio se la rende pubblica. Sì. Certo, questo che volevo capire.